In prima categoria girone G finisce in parità lo scontro al vertice tra l'Atletico Favara e il Gorgonia. 1-1 il risultato finale e distanze immutate tra il primo e il secondo posto, che rimangono appena di un punto, con la compagine favarese avanti. Chi si avvicina alle prime due è il Raffadale, che espugna il campo del Nicosia e si pone ad una manciata di punti dal secondo posto. Il derby agrigentino tra Gemini e Libertas va alla prima per 3-2, mentre il Ravanusa torna a vincere battendo in casa Sant'Anna per 1-0. Nel campionato di seconda categoria, Girone E, si è arrivati alla 17ª giornata e la situazione in vetta non ha subito grossi scossoni. In vetta alla graduatoria veleggia sempre la Sommatinese, che ha superato il Vallelunga per 2-0. Ciò ha consentito di allungare sul Don Bosco Mussomeli, sconfitto dall'Alessandria della Rocca con il più classico dei risultati. In terza posizione con 33 punti una coppia tutta agrigentina, Atletico Montallegro che ha sconfitto il Vallelunga per 4-2 e il già citato Alessandria della Rocca che ha vinto il derby con il Mussomeli. Si ferma il Gela sul campo della Nuova Petiliana dove ha conosciuto l'onda della sconfitta per 3-2, mentre l'Eraclea Amino ha vinto di misura il match con l'Atletico Licata. Infine il Muxar cade a Marianopoli e scende in ultima posizione. E concludiamo con la terza categoria. Campobello e Virtus Favara fanno il voto e staccano le immediate inseguitrici in classifica generale. Entrambe hanno vinto fuori casa, il Virtus Favara a Burgio per 0-3, mentre il Campobello ha espugnato il difficile campo del Vis Ribera per 0-1. Inseguono a debita distanza di 4 punti Comitini, Vissi Ribera e Reale Unione, mentre un punto sotto, vale a dire 18, insegue la coppia formata da Burgio e Santa Elisabetta. In netta ripresa l'Atena, alla sua seconda vittoria consecutiva, che è andata a vincere a Comitini per 2-4. Il prossimo turno vedrà nuovamente fuori il capolista Campobello sul campo del Prizzi, mentre il Virtus Favara ospiterà il Città di Comitini.